Per le prossime amministrative Forza Italia Sciacca ha presentato la lista a sostegno del candidato sindaco Matteo Mangiacavallo. Nella sala gremita all'Hotel Barone, in occasione della presentazione della lista di Forza Italia a sostegno del candidato sindaco alle amministrative del prossimo 12 giugno, Matteo Mangiacavallo, attuale parlamentare regionale, e in presenza del vice coordinatore regionale di Forza Italia, onorevole Riccardo Gallo, dell'ex senatore Nuccio Cusumano, dell'assessore regionale agli enti locali l'agrigentino Marco Zambuto, del direttore generale dell'assessorato regionale all'economia e sindaco di Raffadali Silvio Cuffaro, della coordinatrice di Azzurro Donna Maria Antonietta Testione, del commissario provinciale di Agrigento onorevole Margherita La Rocca Ruvolo e del coordinatore cittadino di Sciacca di Forza Italia l'ex sindaco Mario Turturici. Tutti nel corso dei propri interventi hanno sottolineato l'importanza della ricorrenza elettorale nella città di Sciacca, che è la seconda della provincia agrigentina, dove marineria, turismo e commercio sono da sempre volano di occupazione, di lavoro e di sviluppo. In tale ambito hanno aggiunto la candidatura di una persona come Matteo Mangiacavallo, radicata nel territorio cittadino e forte dell'esperienza politica maturata nella legislatura regionale, che si avvia a conclusione, rappresenta la migliore occasione per rilanciare la città sotto ogni profilo. A fianco del candidato sindaco Mangiacavallo hanno concluso Forza Italia rende a disposizione una lista di candidati al Consiglio Comunale, qualificati e agguerriti, pronti a profondere il massimo impegno a favore della comunità saccense con entusiasmo e dedizione. Forza Italia ormai da tempo lavora sul territorio per cercare di aggregare forze moderate, forze di centro, e stiamo facendo un lavoro che è quello di creare coalizioni e condizioni con alleati di centrodestra. Sciacca è chiamata al voto ed è la città più grande della nostra provincia e oggi è l'occasione per fare un po' una presentazione di quello che è il programma, di quelli che sono i candidati, quindi sicuramente, come è accaduto per Palermo, sì, è vero che ci possono essere malintesi, discussioni eccetera, però poi si lavora per una forza di centrodestra. A Sciacca si sta andando in questa direzione, bisogna lavorare perché su Sciacca, attorno a Sciacca ruotano le città e le comunità vicine. Sciacca può essere il luogo di aggregazione, ripartire dal turismo, dall'agricoltura, dall'enogastronomia, dalla cultura. Sciacca può diventare il motore di tutto questo e tirare con sé anche i paesi vicini. Io lo dico anche da sindaco, lo dico per un territorio che merita di essere apprezzato per le bellezze che ha. Sciacca è una perla in questo panorama e quindi bisogna lavorare in questo senso, proprio perché partendo dalle terme, partendo dal turismo, partendo dall'agricoltura, partendo da quelle bellezze naturali si possa veramente trovare lo sviluppo di un territorio. Questo credo debba essere il lavoro immediatamente da mettere in campo. Lo sviluppo passa anche dal poter investire, passa anche dal partecipare ai bandi, passa dal poter creare risorse di tipo lavorativo, quindi il lavoro da fare è tanto. Io credo che Forza Italia può, con l'infa, con forza, con le persone giuste, dare una mano in questo senso e credo che lo possa fare la coalizione di centrodestra e il candidato sindaco su cui tutti stiamo puntando.